con Giuseppe Tagliapietra al termine di una gara che insomma è stata in bilico, poi siete andati in vantaggio, poi c'è stato un momento, poi però insomma un tributo di successo veramente molto importante. Sì, è stata una partita complicata, però l'abbiamo gestita molto bene a livello di squadra, abbiamo difeso molto bene, secondo me siamo riusciti molto bene a gestire il gioco che propone il loro allenatore, siamo andati in vantaggio, poi io magari ho preso un po' un golletto bruttino, poi ci siamo riscattati, sono riusciti a tornare avanti e abbiamo tenuto testa a una squadra comunque di buon livello che gioca un bel hockey e siamo riusciti a portare a casa i primi 3 punti della stagione dopo un lungo percorso, ma non saranno negli ultimi. No, sicuramente non saranno gli ultimi, perché io ho visto una squadra che è vero che magari in certi momenti è in sofferenza, però ha delle ripartenze impressionanti, veramente i tuoi compagni hanno fatto un lavoro straordinario. Sì, purtroppo i punti non sono arrivati prima, ci sono state delle partite che sono state veramente bugiarde per quello che noi facciamo in settimana, per la squadra che siamo, per tutto quello che mettiamo in pista. Abbiamo subito delle brutte sconfitte che non meritiamo, però alla fine abbiamo preso quelle sconfitte degli insegnamenti, siamo riusciti a farne tesoro e adesso sta cominciando veramente il nostro campionato e dobbiamo cercare di fare più punti possibili contro qualsiasi squadra. L'abbiamo dimostrato stasera, lo dimostreremo contro tutte le altre squadre come abbiamo già fatto, che non ci arrendiamo davanti a nessuno e siamo un gruppo molto unito, molto forte e daremo il massimo. È anche un gruppo molto giovane, perciò con un ampio miglioramento possibile. Sì, siamo molto giovani, siamo tutti giovani, a parte il nostro capitano Paste che... L'abbiamo visto soprattutto dalla velocità di esecuzione. Sì, molto giovani, noi ci alleniamo tantissimo, siamo tutti amici, ci troviamo molto bene tra di noi e la nostra qualità è stata premiata oggi, speriamo che verrà premiata anche in futuro e l'essere giovani bisogna crederci, perché se nessuno crede in noi solamente noi possiamo crederci. Bene, io ti ringrazio, alla prossima. Mille, grazie.